Mazzi di fiori sul tratto di marciapiede dove ieri Tania Valguarnera, la giovane dipendente di Almaviva con la passione per la scultura, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava andando al lavoro. I fiori li hanno lasciati i colleghi del call center che stamattina hanno organizzato un sit-in per chiedere al Comune di Palermo l'installazione di un semaforo pedonale all'incrocio tra la via Simone Cucci e la via Libertà. Al sit-in è stato osservato un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso per ricordare Tania Valguarnera. Grazie per essere venuti, ha detto Fabrizio Guarnotta, che ha organizzato il presidio davanti alla sede del Almaviva. Stiamo dimostrando senso di civiltà nonostante l'assurdità del momento, non si può morire così. Era un'angela, un'artista meravigliosa, la famiglia è distrutta. Le uniche parole della madre sono state: ha ucciso il mio angelo e deve morire, racconta una collega che da 12 anni lavora in Almaviva. Chiediamo pene esemplari e l'istituzione del reato di omicidio stradale. I colleghi di Tania non riescono a darsi pace, come un mantra ripetono che da anni chiedono l'installazione di un semaforo a chiamata, ma nessuno ha fatto nulla. Questa è una strada maledetta, dicono. Abbiamo lanciato una petizione anni fa per chiedere l'installazione del semaforo. Quell'uomo è sceso dalla macchina, l'ha vista e non ha fatto nulla, una bestia, ma le bestie sono migliori. Tania era una ragazza meravigliosa, dicono ancora i colleghi, si era laureata e aveva raggiunto questo traguardo pagando gli studi con lavoro nel call center. Doveva sposarsi. Poi racconta: ieri eravamo in blackout ed eravamo affacciati alla finestra, quell'uomo è sceso ed è scappato. Abbiamo assistito a tutto e chiamato la polizia. Quell'uomo deve pagare con una pena esemplare. Ma la richiesta di istituire un semaforo pedonale a chiamata era stata avanzata durante la precedente consigliatura, ma il parere tecnico preventivo e vincolante da parte dell'ufficio traffico è stato negativo per ragioni tecniche. Lo ha detto il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara. Prima la sede dell'ottava circoscrizione aveva sede proprio nel palazzo di Via Cuccia, dove si trovano la sede di Almaviva, della Corte dei Conti e di Alicos. Chiederemo misure alternative al semaforo, aggiunge Polara. Ci sono cartelli con la scritta controlli elettronici della velocità e si dovrebbe transitare a 30 km orari.